A proposito del tesoro di Curpie, quando Dio creò il mondo e per la prima volta recensito dallo spazio, notò che le sue mani si congelarono sopra la Siberia. Così cominciò a strofinarli, e da sue mani caddero tutti i tesori della terra sul suolo siberiano. Oro, argento, platino, petrolio, pietre costose, letteralmente tutto. E quando era sopra la terra Kurpiowską, le sue mani erano già vuote, e Dio pianse su questa terra, e i suoi abitanti piangevano in lacrime. Dalle lacrime del Dio, sostenuto dal vento, sono stati creati i più belli laghi masuriani del mondo. E da questi laghi sono venuti 7 fiumi di Curpie, più puliti del mondo. Dalle lacrime delle persone che piangevano sui fiumi si formano ambre, che trasportate da 7 fiumi più tardi Narvia, Bug e Vistula, coprivano l'intero fondo del Mar Baltico. Poi Dio sorrise, e le dune vuote coperte di foreste, fiumi pieni di pesci e tutti uccelli, e i prati sbocciavano dei fiori, come un arcobaleno nel cielo. Andando via Dio disse: Oltre l'ambra vi lascio metà del mio cuore, è un tesoro che non vi mancherà mai e che nessuno vi porterà via, e che potete condividere con il mondo intero.